Padova è al top in Italia per numero di trapianti d'organo nell'anno della pandemia. La gestione dell'ondata di ricoveri Covid non ha compromesso l'attività ad alta specializzazione, che nel 2020 conta 329 trapianti d'organo in pazienti adulti e 6 in ambito pediatrico. Dati che posizionano l'azienda Ospedale Università al secondo posto in Italia. In cima alla classifica c'è Torino con 388 interventi, al terzo posto Bologna con 219. Si è lavorato in questi mesi per garantire l'attività verso il Covid e l'attività verso le altre attività appunto tipiche dell'azienda ospedaliera, tra queste quella dei trapianti, quindi attenzione molto ai professionisti, attenzione ai percorsi, attenzione quindi a quelle modalità di gestione che appunto hanno impedito lo svilupparsi appunto di infezione nell'ambito appunto delle aree chirurgiche dedicate ai trapianti. È importante però che ci sia lo spirito della donazione, quindi l'appello che facciamo è donate quando potete, perché un organo può veramente salvare la vita ad un'altra persona. Padova guadagna il primato nel trapianto di rene da donatore vivente e nel trapianto combinato di rene e pancreas dedicato ai pazienti con diabete che vanno incontro ad insufficienza renale. L'azienda ospedaliera presenta anche il numero più alto di trapianti di cuore d'Italia. È poi seconda per il polmone e terza per il fegato. C'è stato uno sforzo organizzativo di tenere percorsi separati tra pazienti Covid e pazienti trapiantati, che tra l'altro, ricordo, sono immunosoppressi subito dopo il trapianto, quindi più a rischio, ma non abbiamo mai avuto un paziente che si è infettato durante il ricovero. Vuol dire anche aver fatto un monitoraggio con i tamponi sia del personale sanitario che dei pazienti, aver limitato le visite, aver trovato i posti in terapia intensiva per i pazienti, le sale operatorie. Nonostante Padova sia stata sorpassata da Torino, il Veneto conta complessivamente più interventi del Piemonte. Si parla di 529 trapianti tra Padova, Verona e Treviso, contro i 443 del territorio piemontese. L'obiettivo ora è mantenere gli stessi numeri nel 2021, ma per arrivarci è importante cresca la volontà alla donazione. In media nelle strutture ospedaliere si registra un 30% di mancato consenso alla donazione degli organi.